acchiappa l'idea! Oggi è tempo di costruire un presepe di tufo! Natale alle porte e quindi niente di meglio di un bellissimo progetto natalizio. Quindi, costo 2 su 5, prevalentemente per il costo delle statuine. Tempo necessario 3 su 5. Grado di difficoltà 4 su 5. La base di tutto è il nostro mattone di tufo. Eccolo qui. L'ho preso in un garden center e costa un paio d'euro. Le misure del mio sono 10 x 15 x 35. Non è tanto grande. Sotto ci mettiamo comunque questo pannello di legno che ci servirà per creare la parte davanti del nostro panorama. Poi ci servono delle luci. Useremo queste, che sono delle luci LED a batteria, che costano 3-4 euro il kit. Come statuine userò queste, che sono della Landi e sono da 3,5 cm. Intagliare il tufo può sembrare un po' complicato, però l'ho già sperimentato e penso di poter ottenere un buon lavoro. Come strumenti ne utilizzerò vari, adesso ve ne faccio vedere qualcuno, poi partiamo subito col progetto. L'avvitatore con la punta da muro, delle seghe, delle lime e la carta vetrata, martello e cacciaviti che utilizzerò un po' come fossero degli scalpelli. Quando si fanno queste lavorazioni sono sempre utili dei guanti. Partiamo quindi col nostro progetto intagliando il nostro mattone di tufo. Bene, questa qui è la nostra postazione di lavoro dove adesso andremo a intagliare il mattone di tufo. La prima cosa da fare è farsi un'idea un po' del progetto che si vuole andare a realizzare. Un po' dove lasciare la montagna, dove scavare, eccetera eccetera. Non so se si vede il progetto. Riuscite a vedere? Va bene, questo è comunque. Come vedete sta iniziando a prendere forma. Ho già fatto qua dietro l'alloggiamento dove poi verrà messo lo scatolino con le pile e sto realizzando dentro la struttura una serie di buchi dove poi farò passare il filo con i LED. Vedete che bisogna cercare di dargli l'aspetto più naturale possibile, quindi fare delle specie di scannellature nel tufo in modo che sembrino una montagna. Adesso vado a creare degli incavi qua sotto per incastrare queste pezzettine di legno che poi incollirò al basamento del presepe, in modo che le posizioni di questi pezzi siano poi fissi, però fino a che non sarà definitivo e non ci avrò incastrato le luci posso continuare a metterli e a toglierli, ma avere dei riferimenti nei quali si incastrino. Bene, ho quindi fatto i 4 buchi per questi 4 pezzettini di legno. E adesso vado a fissare solo i pezzettini di legno alla base dopo averla messa in posizione e aver preso qualche riferimento.
Adesso vado a costruire il ponticello che collegherà le due parti di montagna. Utilizzerò la balsa come materiale, però se non ce l'avete potete usare o del legno tipo quello delle cassette della frutta, oppure usare dei bastoncini che trovate in natura. Adesso andiamo a costruire la tenda davanti alla capanna. Quindi è arrivato il momento di infilare in maniera definitiva le luci dentro alla struttura. Ho terminato di installare le luci e vedete che passano lungo tutte le scanellature che avevo realizzato. Ecco come viene con luci accese. Ovviamente se la stanza fosse più buia si vedrebbe di più. Qua sul davanti il filo termina dietro la nostra tenda e passa lungo il piano. Prima di mettere la sabbia sul pianale fisso questi sassi per coprire la lampadina. Questo è il risultato dopo che è asciugato un giorno. L'ultimo passaggio prima di posizionare le statuine è mettere la vegetazione. Ovviamente sarà vegetazione desertica, ecco. Utilizzerò dei licheni, quelli che si usano anche nel modellismo, in particolare questi qua più chiari che sembrano tipo gialli. Poi avevo e metterò dentro la capanna della paglia, quella già triturata un po' fine perché deve essere proporzionata ovviamente con il nostro presepe. E poi forse la cosa che dovrebbe venire meglio sono queste foglie, questi rametti che sono andati a raccogliere in natura nei campi e li utilizzerò appunto per creare la vegetazione.
maggio dobbiamo andare a mettere le statuine. Normalmente non sono abituato a incollarle, ma queste sono così piccole che se non le attaccassi mi si ribalterebbero subito. Ed ecco qui il nostro presepe finito. Sono abbastanza soddisfatto, anzi aggiungiamo un grado di valutazione nelle nostre schede, diciamo così, sono soddisfatto 7 su 10. In particolare mi piace questo alberello qui e l'effetto che fanno questi ciuffetti d'erba. Adesso, prima di abbassare un attimo le luci della stanza e di accendere quelle del presepe, vi chiedo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto e di scrivere nei commenti i particolari che vi piacciono di più e le cose che avreste fatto diversamente. E non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così non vi perdete le altre idee creative per questo Natale e per tutto l'anno.